immobiliari per il generale Walter Cretella, lombardo a capo del comando regionale delle Fiamme Gialle del Veneto. Woodcock indaga su vendite immobiliari. Aumenti di tariffe da 70 centesimi a 3 euro nel passante di Mestre. La CAV, la società concessionaria, annuncia la stangata da gennaio. Il comune di Jesolo dichiara guerra a feste di laurea e di al celibato. Un'ordinanza le vieta perché sconveniente. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura una notizia che ha diffuso oggi pomeriggio l'ANSA e che riguarda il vertice della Guardia di Finanza del Veneto. Il PM Woodcock ha disposto perquisizioni nei confronti del generale Walter Cretella, lombardo, comandante regionale delle Fiamme Gialle del Veneto, e l'immobiliarista Achille D'Avanzo. L'indagine parte dalla Campania, riguarderebbe presunte irregolarità nel fitto a Napoli di immobili destinati alla Guardia di Finanza ad un prezzo ritenuto esorbitante e riguarderebbe anche l'acquisto di immobili a Roma. Il generale Walter Cretella lombardo sarebbe coinvolto assieme a Pollari, ex capo del SISMI, Servizio Segreto Militare, e consigliere attualmente di Stato nel filone romano. In particolare al centro dell'indagine a Roma c'è la vendita di alcuni immobili, tra cui un appartamento a Campo dei Fiori. Nel decreto di perquisizione si fa riferimento ad una triangolazione tra D'Avanzo, Pollari e Lombardo Cretella per la vendita di immobili ad un prezzo ritenuto di gran lunga inferiore alle quotazioni di mercato. E a quanto si è appreso, alcuni contratti di compravendita sarebbero stati stipulati dai familiari dei due alti ufficiali. Un fulmine dunque a ciel sereno per le Fiamme Gialle del Veneto, che proprio sotto la guida del generale nel 2012 ha dichiarato guerra all'evasione fiscale e ha messo a segno molte operazioni di successo. Staremo a vedere i risvolti dell'indagine. E cambiamo argomento. Ha suscitato sconcerto l'ennesimo suicidio di un piccolo imprenditore artigiano stroncato dalla crisi economica nel veneziano. A 61 anni Flavio Loreggia di Maerne, di Martellago, ha deciso di togliersi la vita. Non ha lasciato messaggi, ma la moglie ha dichiarato che era stremato. Si era aperto la partita IVA, ma non riceveva più commesse. La moglie lo ha trovato appeso ad un gancio con una corda al collo. E nemmeno questo ennesimo sacrificio sull'altare della crisi è servito a scuotere l'egoismo della casta. C'è una notizia che merita di essere commentata. Sentite cos'è accaduto oggi a Roma. Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord in Commissione Bilancio alla Camera, oggi ha subito una sconfitta. Pensate, aveva proposto un provvedimento con cui si fissava a 5.000 euro il tetto massimo per gli stipendi degli impiegati a qualsiasi livello nella pubblica amministrazione, dato la difficilissima congiuntura economica che stiamo vivendo. Un'idea che gli elettori stremati dalla crisi avrebbero voluto che emergesse prima dalla classe politica, dalla casta, ma sebbene in ritardo almeno è arrivata. Ebbene, Antonio De Poli dell'UDC, Alessandro Naccarato e Anna Margherita Miotto del PD l'hanno bocciata. Poi non c'è da stupirsi se la gente odia i politici e li odia tutti indistintamente, perché hanno dimostrato che non sono all'altezza di guidare questo paese. Oggi il presidente Giorgio Napolitano ha detto che Monti non deve candidarsi, semmai sarà coinvolto dopo. Significa che alle prossime elezioni voteremo persone che non guideranno il paese, perché si profila un Monti bis e senza il consenso degli italiani. Lo stesso Monti che ha messo in ginocchio i comuni, tanto che il sindaco Giorgio Soni, che ieri ha manifestato contro il patto di stabilità, minaccia assieme ad altri colleghi di dare le dimissioni perché le risorse dei comuni bastano solo a gestire l'ordinario e dunque il sindaco non serve più. Meglio il prefetto, ha provocato Orsoni, così almeno è chiaro chi comanda, perché questa non è democrazia. E intanto oggi, durante la conferenza delle regioni a Roma, i governatori di tutta Italia hanno annunciato azioni forti contro la legge di stabilità che chiedono deve essere modificata, altrimenti non ci saranno fondi per la sanità, il trasporto pubblico locale e il welfare. Il Fondo Sanitario Nazionale è stato ridotto di 2 miliardi nel 2012 e anche il Fondo Trasporti è tornato alle cifre stanziate 20 anni fa. I governatori delle regioni per questo hanno deciso che incontreranno i parlamentari e si riuniranno nuovamente giovedì in una conferenza straordinaria delle regioni.
E cambiamo argomento, da gennaio aumentano i pedaggi autostradali sul passante, da 70 centesimi a 3 euro, un salasso che la CAV, la società che gestisce il tratto autostradale, è certa di poter praticare anche se è in attesa dell'autorizzazione ministeriale. Non è un capriccio, dice la società, eravamo fermi da anni con gli aumenti, altre società hanno già ritoccato i prezzi e intanto è un nuovo balzello per i pendolari. Si profila un'altra batosta per chi usa il passante di Mestre. La società autostradale CAV ha chiesto di poter aumentare i pedaggi dal 1 gennaio 2013 e nel tratto Milano-Padova si parla di un aumento del 400%. Sì, perché ora uscendo e rientrando al casello di Mirano Dolo si pagano 70 centesimi e la società, per rendere inutile questo stratagemma, intende aumentare le tariffe fino a 2,90 euro. La richiesta del rialzo dei prezzi dovrà essere vagliata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la FILT del Veneto, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti aderenti alla CGIL, è insorta nella speranza che a Roma venga stoppato l'aumento. L'organizzazione sindacale da tempo difende chi usa l'escamotage offerto dal casello Mirano Dolo. Non si tratta di furbetti del casello, dice la segreteria, ma di cittadini che cercano di risparmiare su tutto per proteggere il salario e tutelarsi dalla società che impone le tariffe autostradali più alte d'Italia. Inoltre un nuovo incremento dei costi, secondo la FILT, potrebbe allontanare il traffico dall'infrastruttura. Già in questi mesi ci sono camionisti che studiano percorsi alternativi per abbattere i costi del trasporto. In questa fase recessiva dell'economia, ha concluso la FILT, qualsiasi aumento dei prezzi alimenta il ciclo depressivo. E c'è una buona notizia che arriva da Palazzo Ferrofini. La commissione della nuova legge antimafia della Regione Veneto ha approvato la nuova proposta di legge. Plaude la CNA Veneta, l'organizzazione di categoria degli artigiani che da tempo, esattamente dal settembre scorso, ha lanciato l'allarme per le dimensioni sempre più elevate delle infiltrazioni mafiose nel territorio. In un anno le operazioni finanziarie sospette, ha detto la CNA Veneta, sono aumentate quasi del 10%. E sono passate dalle 1387 del 2010 alle 1518 del 2011, 200 in più. Durante lo scorso anno poi sono stati denunciati 42 casi di riciclaggio, ossia il 12% delle denunce nazionali sono avvenute in Veneto. Fortissimo anche il fenomeno dell'usura che dilaga a causa delle banche che non concedono credito facilmente. E le scarse erogazioni dei mutui sono anche un'altra causa del crollo delle compravendite immobiliari. Il dettaglio nel servizio. Calano i prezzi degli immobili, ma Venezia, seguita da Milano e Roma, rimane la città più cara in Italia. La flessione delle quotazioni è legata alla diminuzione delle compravendite, sensibile in Laguna ma pesante soprattutto a Mestre. Questa è la fotografia del mercato immobiliare veneziano scattata negli ultimi 6 mesi dall'osservatorio Nomisma, il noto istituto di statistica specializzato sugli immobili. Alla fine di ottobre a Venezia si è speso mediamente per una casa 3.500 euro al metro quadro, ossia il 3,1% in meno dello scorso anno. A Mestre il costo medio è di 1.500 euro e il calo è stato drastico rispetto al 2011, ossia del 5,6%. E gli operatori del settore non vedono rosa per il futuro, prevedono un biennio di sofferenza per il mattone italiano. C'erano aspettative di una ripresa per la fine di quest'anno, ma si sono infrante, ha spiegato l'osservatorio davanti ai dati. Ciò che ha aggravato la situazione è la difficoltà di accesso al credito bancario. A tenere di più comunque nel centro storico veneziano sono le abitazioni di pregio che valgono anche oltre i 5.300 euro al metro quadro e il mercato conta su una clientela internazionale interessata ad avere case di vacanza in Laguna. Complessivamente tutti gli immobili comunque valgono meno, anche i negozi il cui prezzo è sceso dal maggio scorso dell'1,3% nelle aree centrali e del 2% in quelle semicentrali. La riduzione del valore, che comunque si aggira in area marciana su cifra da capogiro 14.000 euro al metro quadro, ha spinto molti proprietari a tenere gli immobili sfitti o invenduti per non diminuire troppo le quotazioni. A Mestre va molto peggio e per tutti gli immobili. Tengono soltanto gli affitti delle abitazioni. Inoltre, anche nel comparto industriale, la vendita dei capannoni ha subito una frenata e lo sconto è cresciuto del 15% rispetto al prezzo inizialmente richiesto. Rimane comunque una speranza che riparta il mercato degli affitti se i canoni scenderanno ulteriormente.
La Federazione Nazionale della Stampa ha annunciato uno sciopero della categoria per lunedì contro la norma Salva Sallusti e hanno denunciato il loro sconcerto anche le associazioni regionali di stampa di Liguria, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Puglia, Basilicata, Molise e il Veneto per la norma Salva Sallusti che il Senato si appresta a varare. Il nuovo provvedimento considera responsabile e prevede il carcere per il solo cronista in caso di diffamazione e non il direttore. La norma, secondo Assostampa, non risolve il problema di chi si ritiene diffamato e intimorisce ancora di più i giornalisti. E cambiamo argomento. Oggi a Venezia si è parlato di amianto. Il ministro Clini difende l'operato del governo sul fronte dello smantellamento dei siti di amianto. I morti, secondo i dati INAIL, stanno diminuendo. L'analisi però illustrata oggi a Venezia è stata attaccata dalla CUB, Confederazione Unitaria di Base, perché dice continuano ad essere troppi i morti per amianto e sono sempre molto pochi i fondi messi a disposizione dal governo per la bonifica che procede a rilento. Nel servizio ciò che è emerso oggi a Venezia. Buone notizie sul fronte delle bonifiche dei siti con tracce d'amianto. Sono diminuiti e con loro anche i decessi per malattie professionali. Nel 2011 in Italia sono morte 692 persone per un cancro causato da amianto, mentre nel 2010 erano stati 837 i morti e nel 2009 853. I dati sono stati resi noti oggi a Venezia nel corso della conferenza governativa sull'amianto che si è tenuta alla Fondazione Cini nell'isola di San Giorgio. I dati sono stati resi noti da Massimo De Felici, presidente dell'INAIL, il quale ha spiegato che l'istituto ha elargito nel 2011 25 milioni di euro alle aziende per risanare siti inquinanti e l'impegno finanziario sarà confermato anche nel 2012. Intanto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, anche lui intervenuto oggi a Venezia, ha rivelato che in Italia esistono ancora 40.000 siti da smantellare e si tratta complessivamente di 2 miliardi e mezzo di metri quadri di coperture di cemento amianto. Ci sono paesi, ha detto Clini, ancora più indietro dell'Italia sul fronte delle bonifiche, come ad esempio il Brasile, che prevede ancora nelle sue norme l'impiego dell'amianto. Sentite ora lo sfogo di questa signora Gabriella di prima sul cimitero di Chirignago. È una nostra teleascoltatrice che ha raccolto l'appello a denunciare cose che non vanno nel territorio e anzi attendiamo ancora altre vostre segnalazioni su problemi che ci sono. Intanto parliamo di questa vicenda che riguarda il Camposanto di Chirignago. Ci sono 80 tombe che hanno bisogno di maggiore cura da parte del comune. Sentite. Il campo è bloccato, mi dicono, perché mancano i soldi per l'irrigazione, che questa serve per irrigare i prati che ci sono davanti ai cippi. Allora io ho aspettato, poi dopo sono andata, ho telefonato e mi hanno detto che ancora si devono riunire, poi sono andata al cimitero di Mestri e mi ha risposto il responsabile che i soldi adesso ci sono e sarà questione di poco per mettere a posto. Io sono andata per la festività dei santi, dei morti, a trovare i miei genitori e sono stata veramente male perché ho visto le croci tutte così, tutte marce perché il legno è là sotto l'intemperie da 5 anni. Insomma, io dico a sto punto, il Signore mi dice, il direttore chi era, mi dice che i soldi ci sono. Noi quando abbiamo un caro defunto paghiamo sia nelle tasse del funerale, sia nella cremazione, sia in tutte queste cose. Noi paghiamo. Loro pagano, i miei genitori hanno pagato sempre le tasse dell'immondizia, siamo in 80 a queste condizioni. E ora una notizia di cronaca nera. I carabinieri di Chioggia hanno sequestrato 100 kg di molluschi sprovvisti di documenti fiscali e amministrativi e della corretta etichettatura. I prodotti, 8 sacchi di capessante e 2 di ostriche, sono stati recuperati nel corso di un controllo in un peschereccio denominato Mazzola, ormeggiato lungo il canale San Domenico esterno nei pressi del mercato ittico, quindi prodotto pronto ad essere immesso nel mercato. E ora qualche secondo di pubblicità, rimanete con noi. Il
Noceto presenta Noce d'Oro. Qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.innoceto.it. E ora ancora notizie dalla provincia di Venezia, dove sempre più spesso sale alla ribalta il tema della sicurezza. Dopo l'intensificarsi di furti, rapine e sequestri, il tema della sicurezza è prioritario nel Veneto orientale. Presto ci sarà una seduta straordinaria in Consiglio Comunale a San Donà, una conferenza di servizi a Musile, un convegno a Fossalta. Si invitano inoltre i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine, fornendo informazioni dettagliate e tempestive. Bollettino parrocchiale online. È questa l'ultima frontiera dell'evangelizzazione che fa risparmiare carta e tempo. A diffonderlo in questo modo è Don Giovanni Odorico, nuovo parroco di San Vitale ad Annone Veneto. Il bollettino si può ricevere via mail oppure consultarlo su www.acannone.it, sito dell'Azione Cattolica di Annone Veneto. E a Jesolo il Comune ha vietato addio al celibato e feste di laurea. L'ordinanza prevede 500 euro di multa. Il sindaco Valerio Zoggia ha deciso di dichiarare guerra a quelli che ha definito schiamazzi, parolacce, finte croci di legno e oggetti che richiamano palesemente organi sessuali che si vedono solitamente nei fine settimana in queste feste che vengono organizzate davanti a turisti e famiglie nella centralissima piazza Mazzini. Questo è quanto ha detto il sindaco. E ora ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove l'illuminazione pubblica è un tema così sentito da suscitare anche parecchie polemiche. Polemica a Mansuè per la mappatura dei punti luce voluta dal Comune e affidata a una ditta esterna al costo di 15.000 euro. Per molti è una spesa inutile visto che i lampioni sono quasi tutti nuovi, ma il sindaco Giuseppe Vizzotto è irremovibile. Si tratta, ha detto, di un incarico svolto con tecniche all'avanguardia che servirà per ogni futuro intervento sulla pubblica illuminazione. Le reliquie di Santa Bernadetta arrivano a Vittorio Veneto. L'appuntamento è per domenica 25 novembre alle 14:30 al piccolo rifugio di Viale della Vittoria. È la prima volta in assoluto che le spoglie della Santa, rimaste pressoché intatte dopo la morte, giungono nella nostra regione. Dopo Vittorio Veneto, Santa Bernadette partirà per Caorle. E andiamo infine in provincia di Padova, vista dalla parte di ciclisti e pedoni. Più sicurezza per i soggetti deboli della strada come ciclisti e pedoni. L'appello viene dalla polizia locale del Campo San Pierese in relazione ai dati del 2012. Incidenti, feriti e decessi sono in calo rispetto al passato. Sono invece in costante aumento i sinistri che vedono coinvolte le biciclette, 8 nel 2002 e già 25 quest'anno. Sta per arrivare anche sui Colli Euganei la Via dei Saperi e dei Sapori, un percorso che collega Slovenia, Friuli e Veneto alla scoperta dei prodotti tipici locali. La rosa degli alimenti scelti come bandiera, a marchio rigorosamente DOP, DOC o IGP, va dal formaggio asiago al montasio, dal prosciutto di Montagnana al fior d'arancio, vino di OCG dei Colli. E ora le previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi 4 giorni. Tempo discreto, senza fenomeni di rilievo, nebbie in pianura e temperature sopra la media stagionale. Venerdì 23 novembre, nubi sparse, ancora nebbie fino a metà mattina. Temperature in salita, mare calmo o poco mosso. Sabato 24 novembre, nubi in aumento e molta nebbia. Possibile qualche pioviggine dal pomeriggio. Livelli termici in abbassamento. Domenica 25 novembre, cielo coperto con modeste precipitazioni sparse, minime e massime in rialzo, comprese fra gli 11 e i 14 gradi. Lunedì 26 novembre, nuvolosità compatta ma innocua, valori stazionari. La marea di venerdì 23 novembre è normale, la massima alle 7:10 65 cm, la minima alle 14:10 meno 5 cm.
Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.